Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti su Big Rocket Project. In questo episodio finalmente andrò a montare le mensole e il piano bar in noce. È stato divertente costruirle perché ho utilizzato prodotti e macchinari che non avevo mai usato prima, come la resina epossidica e una segheria mobile per affettare i tronchi. Se volete vedere tutta la realizzazione di queste mensole vi lascio un link qua sotto oppure cliccate in un banner qua in alto a destra nel momento in cui le sto montando. È stato un lavoro molto lungo, quindi ho deciso di dedicare dei video a parte. In questo episodio monterò solo le mensole già finite. Vi parlerò poi anche di altri ragazzi che mi hanno aiutato in questo progetto. Ora vi lascio il video. Eccoci qua. Inizio con il costruire dei cassetti per le immondizie. Utilizzo degli scarti di USB da 9 mm. Per le maniglie dei cassetti e delle ante ho pensato di riutilizzare dei tappi in sughero per damigiane. Li accorcio alla misura più comoda per essere impugnati e il gioco è fatto. Ora tocca alle strisce LED ad incasso. Monto prima il profilo in alluminio e poi la striscia LED. Lui è Riccardo, un mio amico molto abile nella lavorazione del ferro. Per motivi di tempo e mie capacità, ho chiesto a lui se poteva realizzarmi le staffe su misura per fissare il piano bar alla struttura.
Le staffe sono fatte con una piastra d'acciaio di 5 cm x 5 mm di spessore. Il risultato è come sempre impeccabile. Grazie ancora a Ricky per l'aiuto. Oggi ad aiutarmi c'è Michele, un altro youtuber con vari canali che trattano di musica e fai da te. Vi lascio il link dei suoi canali in descrizione, andate a farci un salto perché tratta di temi veramente interessanti. Finalmente il pezzo forte del progetto, il piano bar. Oggi c'è Luca, un mio caro amico con cui ho condiviso molte esperienze e progetti in passato. Pensate che questo piano bar è così lungo che ho dovuto portarlo a mano dal mio laboratorio, altrimenti avrei dovuto noleggiare un furgone perché non mi fidavo a caricarlo sul portapacchi dell'auto. Per fortuna non abito così distante. Per la finitura invece mi aiuta Pablo, il mio bassista. Mettiamo in quarantena il bar per evitare che il polvere o persone vadano a rovinare la finitura, visto che il tempo di essiccazione è almeno 3 giorni per questa marca di resina. Con il cannello faccio esplodere tutte le bolle all'interno per rendere la finitura più lucida possibile.
Anche questo episodio è finito. Se ti è piaciuto il video fammelo sapere nei commenti, lascia un bel pollice su e condividi per aiutarmi a far crescere il canale. Se ti va di vedere tutto il dietro le quinte dei miei progetti, seguimi sulle mie pagine Instagram e Facebook. Io vi saluto e ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 11 con un nuovo episodio, dove poserò il rivestimento in grass porcellanato e monto la porta da saloon. Ciao! Come la resina epossidica è una... Se volete vedere tutte le adesso capisco il Books quando stava facendo ste robe qua, che frustrante che era. Vi parlerò anche questo episodio è finito. Se ti va, mandami un messaggino con scritto se ti piace il videolino e se ti piace il mio amico Martino. Ciao Sandro! No, non è così. Dai, andata. Fine. Sotto le giostre di Franco. Pensa al tipo che ci soffia dentro. È gigante, barbari. Mi ho messo più boia.